buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana dopo il lungo ponte pasquale, il lungo ponte festivo che ha visto davvero un grande afflusso di visitatori nella nostra regione, numeri da record, ne parleremo più tardi con un ampio spazio dedicato proprio a questo turismo, un turismo davvero di massa soprattutto nella città di Venezia. Parleremo delle terme di Jesolo perché ovviamente complice la bella stagione molte persone, molti veneti hanno deciso di trascorrere il ponte al mare. Ma in apertura andiamo a vedere quali sono state le notizie di cronaca di questo weekend pasquale, perché sono stati davvero molti i controlli, soprattutto sulle strade, non solo del Trevigiano ma anche del Vicentino, insomma di tutto il Veneto tanti i controlli. Le forze dell'ordine hanno lavorato, tanti i casi di cronaca, tanti i piccoli incidenti, ha lavorato molto anche il pronto soccorso. Partiamo proprio con Treviso, con il traffico intenso su tutte le arterie della provincia trevigiana. Fino a notte inoltrata il servizio straordinario dei Carabinieri, il punto con il servizio di apertura della giornata di ieri. Per la Treviso Mare è stato il primo vero banco di prova della stagione 2023, ma posti di controllo sono stati effettuati in tutte le principali arterie della provincia, con i carabinieri del comando di Treviso impegnati soprattutto nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Denunciati 2 soggetti, un 24enne kosovaro e una 37enne dominicana, entrambi pizzicati ben oltre i limiti, 1,79 per l'uomo, 1,54 per la donna. Oltre al ritiro della patente è scattato anche il sequestro del mezzo. Denunciata poi una donna quarantenne di Castelfranco, sempre per alcol alla guida. E nella Castellana è caccia all'automobilista che nel giorno di Pasqua ha urtato un ciclista rumeno, finito all'ospedale con lesioni profonde agli arti. L'auto non si è fermata a prestare soccorso e si è poi volatilizzata. A setaccio le telecamere della zona, ma il ponte pasquale ha coinciso con un super lavoro di tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, personale del SUEM. Solo nel giorno di Pasqua sono state oltre 30 le chiamate alla centrale operativa per malori legati al consumo smodato di alcol e cibo, colpiti soprattutto i più anziani con interventi sia in case private che in ristoranti. Dispositivi specifici pure a Treviso città, con la polizia locale impegnata sia sul fronte della sicurezza stradale che della prevenzione dei furti. Qui la Pasquetta è coincisa con l'ultima giornata ecologica, monitorati come sempre gli ammassamenti di giovani. Diciamo che questo fine settimana, sabato e domenica, è stato un po' sottotono, anche perché il tempo ha influenzato sicuramente la presenza in città. Sappiamo che sabato pomeriggio in centro a Treviso ha piovuto, quindi anche il numero di ragazzini che solitamente vengono oltre i 1000-1500, registriamo a volte masse di ragazzini che vengono in città, non si sono visti. I controlli straordinari di polizia locale, polizia di Stato, carabinieri proseguiranno fino a notte inoltrata. Andiamo avanti, i controlli anche nel traffico caotico dell'Alta Padovana. Per la polizia ideale il mezzo per spostarsi, la motocicletta, i numeri dell'ultimo anno, vediamo com'è andata. 22 auto senza assicurazione e 8 patenti ritirate. È il bilancio dell'ultimo anno di attività degli agenti motociclisti della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Nel traffico sempre caotico sulle strade dell'Alta Padovana e con distanze anche lunghe da percorrere in breve tempo, il mezzo migliore per spostarsi è proprio la moto. E così i 4 mezzi a disposizione degli agenti, che hanno anche caratteristiche di fuoristrada, per raggiungere argini e strade di campagna, hanno percorso complessivamente oltre 10.000 chilometri, articolati in 78 pattuglie, con 108 richieste di intervento e 389 veicoli fermati e controllati. Il totale delle multe è stato pari a 53.000 euro, un servizio che richiede però dagli agenti preparazione e anche resistenza fisica, perché le moto, con tutto l'equipaggiamento di strumenti tecnologici e altro, arrivano a pesare anche 300 kg l'una. Insomma, al di là delle caratteristiche del lavoro quotidiano, dal servizio di scorta a quello di sorveglianza di eventi e manifestazioni, le moto fanno la differenza dove il traffico e le strade sono complicate, proprio come accade in particolare nel territorio dell'Alta Padovana.
È stato un duro pomeriggio quello di ieri per gli operatori del 118 che sono intervenuti in un ristorante di Volpago del Montello, dove è morto un 70enne, stava festeggiando la Pasquetta quando è stato colto da un malore. Inutili tentativi di rianimarlo, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello di Treviso. Poi un 44enne tedesco caduto nel primo pomeriggio con la sua vela nel territorio comunale di Pederoba. Per il pilota straniero le prime informazioni raccolte parlano di un brutto trauma lombare con forti dolori a causa della caduta. E poi la cronaca, non si esclude il dolo per l'incendio scoppiato la notte di Pasqua al centro rifiuti di Motta di Livenza, dove la mobilitazione di uomini e mezzi ne è stata generale. Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio scoppiato nella notte di Pasqua, poco prima dell'1, al centro di raccolta di rifiuti di Via Lazio a Motta di Livenza, che fortunatamente, considerata l'ora, non ha visto coinvolte persone. Il rogo ha riguardato alcuni cumuli di materiale in fase di lavorazione. La mobilitazione di uomini e mezzi è stata generale. Vigili del fuoco sono intervenuti dal vicino distaccamento di Motta. In rinforzo le squadre di Treviso e San Donà di Piave con 4 autopompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 20 operatori coordinati del caposervizio. I pompieri sono così riusciti a circoscrivere le fiamme a un cumulo di 70 tonnellate che è stato spento per poi essere bonificato. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che dovranno relazionare in procura. Sul posto anche il personale di ARPAV. Restano gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni rimasto coinvolto ieri in un incidente stradale. Siamo ancora a Motta di Livenza, sempre provincia di Treviso. La prognosi resta riservata, ore di angoscia per la salute del piccolo che è stato subito trasportato all'ospedale di Padova. Vediamo. Pensavo che fosse uno scoppio di qualche cisterna che veniva però da dietro, ma probabilmente è la nuova mura che hanno messo per la pista ciclabile, e solo dopo 10 minuti, un quarto d'ora che ho sentito macchine sono venuto fuori e qualcuno mi ha detto che c'era stato un incidente. Il boato e poi l'angoscia per le condizioni di un bimbo di appena 2 anni, tuttora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova. Il piccolo stava viaggiando con il padre, un 40enne residente a Caorle, quando la loro Fiat Punto si è scontrata con una Renault Scenic condotta da un 29enne di San Donà di Piave. Sono quasi le 3 del pomeriggio di Pasqua lungo la Postumia, all'incrocio con via Campagnole. Lo schianto è stato frontale, le 2 auto procedevano in direzione opposta. Tra i primi soccorritori c'è anche un pediatra che si trova casualmente sul luogo. È lui a rianimare il piccolo per circa 20 minuti e consegnarlo agli operatori del suo M118 partiti con l'elicottero dall'ospedale di Padova. Ferite più lievi per i 2 uomini, con il padre del bimbo condotto all'ospedale di Oderzo. Su entrambi sono stati disposti gli esami tossicologici e l'alcol test. I primi esiti sarebbero tutti negativi. Di certo resta una dinamica da chiarire. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si escludono la banale disattenzione e la velocità eccessiva, ma anche una manovra azzardata. Il materiale sarà portato in procura, scontata l'apertura di un fascicolo, così come l'approfondimento sul seggiolino e sul posizionamento del piccolo, che avrebbe riportato un serio trauma cranico-cervicale e la cui prognosi resta riservata. Siamo a Padova, Pasqua di violenza nel complesso Ater di via Brofferio. Sentiamo nel prossimo servizio della redazione di Padova che cosa è accaduto. Pasqua con momenti di paura nel complesso delle case Ater di via Brofferio alla Guizza. In piena notte, infatti, si è scatenato un litigio violento tra 2 famiglie, forse residenti nella zona. Il bilancio è anche di alcune auto danneggiate. Tutto è nato, sembra, dalla discussione tra 2 gruppi, uno di nordafricani e l'altro di persone dell'est, poi degenerata in pugni e spintoni, ma anche in danni alla carrozzeria delle auto parcheggiate, sembra proprio di proprietà delle persone coinvolte. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine da parte di alcuni residenti e l'arrivo della polizia ha placato gli animi. Sono un centinaio le famiglie che abitano nel complesso e che chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine. Allora, disavventura per un cane, il suo padrone a spasso sui colli Ugani. Il cane infatti è stato aggredito da un cinghiale, ferito, se la caverà. Continuiamo a parlare di animali selvatici dopo il caso dell'orso in Trentino. Tra poco avremo con noi al telefono Gianangelo Boff, sindaco di Tarzo, con un video esclusivo che racconta appunto della presenza di animali selvatici anche sulla Pedemontana. Ma intanto vediamo questo servizio.
Tanta paura è una brutta esperienza che un cane e il suo padrone non dimenticheranno facilmente. Stewie, questo è il nome del cane, un meticcio di 4 anni, e il suo proprietario, residente a Monteortone, stavano passeggiando sul colle di San Daniele quando improvvisamente, lungo il sentiero, si sono imbattuti in alcuni giovani cinghiali. Il problema è che con loro c'era anche la madre e quando il cane si è avvicinato incuriosito, forse anche solo per giocare, è stato subito aggredito dalla femmina di cinghiale. L'uomo è fuggito temendo di essere a sua volta inseguito e ha perso di vista il cane con la paura che fosse stato ucciso. Invece, lungo la via del ritorno a casa, Stewie è riapparso ferito e dolorante. Subito soccorso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per curare le ferite. Dal Parco Colli arriva l'appello a tenere al guinzaglio i cani, specie in quella zona molto frequentata dai cinghiali. Si è chiuso il weekend di Pasqua portando in città ancora più turisti rispetto al 2019. Ne parliamo con l'assessore alla cultura di Padova, Colasio. Il dato incontrovertibile è, noi abbiamo alcuni indicatori che sono le presenze nei musei. Cosa è successo? Nei primi 3 mesi, abbiamo comparato i primi 3 mesi, gennaio, febbraio, marzo, del 2019, l'anno record, con l'anno scorso, il 22 e il 23. Benissimo, quest'anno abbiamo un recupero importante, addirittura sull'anno record, che è il 2019, c'è un più 5%, passiamo da 73.000 a 77.000 ingressi agli eremiti nei primi 3 mesi. Ma quello che è importante è che rispetto all'anno precedente, il 2022, c'è un più 27%. Positivi anche i dati di occupazione delle camere degli alberghi che nel Lungoponte Pasquale segna un 85%. Anche visivamente ci sono state code fuori dai monumenti come Palazzo della Ragione, visitato da più di 2.500 persone tra venerdì, sabato e domenica. Se le annate 2021 e 2022 hanno visto forte la presenza italiana di turismo in città, si tornano a sentire anche accenti stranieri. C'è una tendenza generale del turista italiano a riorientarsi verso l'Italia e verso le città d'arte nello specifico. Questo in particolare l'anno scorso. Quest'anno, mi dicono gli albergatori, la situazione si è un po' riequilibrata, un 30% di stranieri, un 70% di italiani, che è importante perché riavere i flussi stranieri serve a tenere alta l'occupazione delle camere. A trainare sicuramente la conquista del titolo di patrimonio UNESCO. L'effetto Urbs Picta ha dato un piccolo significativo valore aggiunto a quello che è un trend nazionale. Perché? Perché la città ha un'anima, ha una sua storia da raccontare. I turisti che vengono a Padova vanno via contenti, scoprono Padova. Anche molti padovani la stanno scoprendo. Tra pochissimo di turismo parleremo con un'albergatrice di Jesolo, con il direttore di Federalberghi del Veneto, il sindaco di Abano Terme Federico Barbierato. Adesso andiamo in pubblicità e poi con il sindaco di Tarso Gianangelo Boff per parlare di lupi. Non presenti il giorno della partita. Sì, allora siamo ritornati in onda, tra pochissimo dovremo avere con noi al telefono il sindaco di Tarso Gianangelo Boff. Intanto vi faccio vedere in questo video le immagini delle fototrappole che raccontano proprio l'arrivo di cinghiali e di lupi sulle zone di Tarso, quindi sulle zone della Pedemontana. Vediamo se dalla regia riusciamo a farvi vedere le immagini. Fatemi sapere se ho Boff con noi al telefono, altrimenti noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Sì, ce l'abbiamo. Pronto? Sindaco, eccoci, buongiorno. Abbiamo qualche problema di audio oggi in questa diretta. Buongiorno a lei. Intanto io sto facendo vedere questo video. Dunque, ovviamente lei potrebbe portare in Parlamento una legge per cercare di gestire e regolare il fenomeno degli animali selvatici. Di che cosa si tratta? Si tratta di una proposta che era stata presentata anche in Regione Veneto dal consigliere Valdegamberi,
sulla quale stiamo lavorando per presentarla anche come proposta di legge in Parlamento, proprio per consentirci di sollecitare un po' anche l'ISPRA a prendere una posizione meno ideologica sul tema, ed eventualmente, ove vi siano dei fenomeni di aumento delle popolazioni dei predatori, trovare dei sistemi per andare a controllarli, magari anche attraverso delle sterilizzazioni o il controllo dei numeri, eccetera, in modo da evitare poi di arrivare al punto in cui si creino problemi di convivenza tra questi grandi carnivori e poi le attività produttive e anche l'uomo stesso. Nel caso del lupo noi abbiamo la presenza del lupo, il lupo è un animale molto schivo, tant'è che noi abbiamo uno dei branchi più numerosi in tutta la provincia di Treviso che gira sul nostro territorio, ma mai è stato avvistato dalle persone proprio perché è un animale molto schivo, quindi lo vedono con le fototrappole, quando vengono installate le fototrappole, però di fatto è quasi impossibile avvistarlo. Ecco, intanto chiedo alla regia, sto cercando di far partire questo video, sono le immagini delle fototrappole, si vedono i cinghiali, poi a seguire, vediamo se con la regia riusciamo a collegarci al nostro computer perché abbiamo un video che stiamo cercando di farvi vedere. Ecco, in questo video che cosa si vede esattamente? Poi tra un po' sarà anche in favore dei nostri telespettatori. Ci sono dei cinghiali che stanno avanzando e poi a seguire ci sono dei lupi. Queste immagini che in qualche modo stanno facendo il giro, da dove vengono? Ma vengono dal nostro territorio, ci sono fototrappole installate anche dai nostri cacciatori e anche nelle altane dove poi ci sono i cinghiali eccetera, per capire come si muove la fauna, e questo mi sembra sia in prossimità di una di queste, adesso io non so di preciso dove è installata, comunque è sul nostro territorio comunale, ma ne ho visti diversi insomma di questi video, perché comunque gli animali di notte, la fauna selvatica di notte si muove. Senta, lei però voleva tranquillizzare, no, anche i cittadini in qualche modo, perché devo dire, anche dopo quello che è accaduto in Trentino con l'orso, il tema della fauna selvatica è un tema che sta diventando di grande attualità. Ma diciamo che l'orso ha abitudini diverse, l'orso si sposta anche durante il giorno, mentre invece il lupo è un animale tendenzialmente schivo e si muove solo durante la notte, quindi se arriva proprio dove c'è la cucciolata o dove possono esserci i cuccioli del lupo, per il resto il lupo è sempre un animale che tende a fuggire dall'uomo e a tenersene ben distante, e soprattutto è un animale notturno. Grazie Sindaco, grazie per essere stato con noi. Immagino lei stia viaggiando alla volta di Roma? Sì. Va bene, allora ci aspettiamo. E comunque l'importante è che l'ISPRA prenda consapevolezza di questi fenomeni e che non li derubrichi sempre, ma vanno tenuti sotto controllo, e ove il numero dovesse crescere in misura bisogna intervenire anche per evitare poi di arrivare a politiche spiacevoli di abbattimento che sono sempre brutte da sentire, magari dove questi animali predatori vanno in soprannumero e non hanno un antagonista naturale, che si avvini delle campagne di cattura, di sterilizzazione in modo da contenere il numero, così come prevede anche proprio la proposta fatta dal consigliere Valdegamberi. Grazie Gianangelo Boff per essere stato con noi, essersi collegato, l'abbiamo in qualche modo un po' intercettato all'ultimo, ma volevamo insomma lanciare un approfondimento anche in merito a questo tema. Grazie, arrivederci. Grazie a voi telespettatori, buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Allora, andiamo avanti con il nostro telegiornale. Abbiamo visto il servizio prima della la bagarre tra i due candidati sindaco centrodestra e centrosinistra, Giorgio De Nardi e Mario Conte. Questa sera in esclusiva a Ring un faccia a faccia, il primo faccia a faccia elettorale di questa campagna elettorale. In conduzione il vice direttore Ferdinando Avarino, e ci sarà ovviamente modo di chiarire anche sulla base insomma di questa polemica nata tra le gradinate dello stadio di Monigo per quanto riguarda il futuro dello stadio Tenni. Adesso con un'operazione della questura di Padova parliamo di traffico di sostanze stupefacenti. Vediamo. Italiani, albanesi e tunisini, tutti insieme per un traffico di droga tra Padova, Vicenza e altre città. L'indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Padova e condotta dai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile padovana, ha portato alla conclusione delle indagini preliminari per 11 persone, italiani e stranieri, coinvolti in un traffico di ingenti quantitativi di eroina. Gli indagati vivono tra Padova, Montegalda, Grisignano di Zocco, ma anche Bologna e altre città italiane.
L'accusa è di aver trasportato, acquistato e venduto eroina, a volte anche 1 chilo alla volta. Un'indagine partita da una precedente che aveva individuato alcuni corrieri albanesi e sequestrato 30 kg di droga. Stavolta gli agenti hanno trovato delle auto con scomparti nascosti per il trasporto di eroina, ad esempio 2 vani apribili con un congegno meccanico posizionato all'interno dell'imbottitura dei sedili. Allora noi restiamo a Padova adesso perché sta facendo discutere la proposta del scuola, l'istituto Scalcerle, di dare un bonus di 100 euro per gli alunni con la media del 9, l'iniziativa privata di questo istituto padovano che però non ha mancato di scatenare polemiche. Ce ne parla il nostro Federico Fusetti in collegamento da Padova. Federico, buongiorno. Buongiorno da Padova, siamo nella zona degli istituti universitari perché parliamo proprio di questo, cioè di istruzione. Siamo con Nicolás Pasantes, adesso vi spiego chi è, parto un po' inquadrando l'argomento. Parliamo di un istituto scolastico, lo Scalcerle, che ha deciso di premiare gli studenti che hanno più di 9 di media con un buono da 100 euro. Oltre a questo c'è anche un altro istituto comprensivo di Padova, parliamo però di scuole secondarie di primo grado, cioè le medie, che hanno deciso di premiare anche qui studenti con una media alta e in un certo senso agevolandoli per quello che riguarda i viaggi di istruzione, le gite, ecco, e quindi avere anche lì un'agevolazione economica. Scuole che difendono questa scelta, dicono che non c'è assolutamente alcuna competizione interna esasperata su questo. Non è dello stesso avviso la rete degli studenti medi del Veneto, di cui Nicolás è componente. Perché non vi convince questa scelta? Beh, ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che supporta questa scuola del merito, una scuola in cui i migliori, quelli che raggiungono degli standard di eccellenza, vengono premiati. Tutti gli altri sono lo scarto, quello che un giorno o l'altro farà qualcosa nella vita, ma di certo non come gli altri. Questa è l'idea che sempre di più si sta rafforzando a partire dalla scelta di istituire il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Scelta, tanto quella del Ministero quanto questa in particolare, contro cui come rete degli studenti medi stiamo lottando. Perché? Qual è il pericolo? Come pericolo penso che basti purtroppo guardare i casi di cronaca e vedere quante studentesse e quanti studenti sono portati a gesti estremi a causa dello stress, dell'ansia alla prestazione e di aspettative che una persona qualunque normale spesso non può raggiungere, a cui spesso è impossibile, oltre al fatto del concreto rischio di aumentare le disuguaglianze invece di favorire i processi di inclusione, appienamento delle disuguaglianze e di scuola come ascensore sociale, in quanto per raggiungere in questo caso una determinata media non conta solo il concreto impegno che lo studente dà, ma conta la componente cognitiva, che è individuale e incomparabile tra una persona e l'altra, e soprattutto contano le condizioni sociali ed economiche, conta il capitale culturale di cui uno studente dispone, che non è uguale per tutti, non sarà uguale la possibilità di raggiungere un voto alto di uno studente che tornato a casa deve lavorare, deve occuparsi della famiglia, che non ha la disponibilità economica di pagarsi i trasporti e i libri di testo, invece comparata a quella di uno studente che ha tutta una serie di agevolazioni economiche diverse. Cioè che quindi vive in una famiglia che gli può garantire di impegnarsi solo nello studio e non pensare ad altro. E che magari dispone anche di una cultura già da generazioni. Diverso è considerare il figlio di un medico al figlio dell'operaio, che in Italia, se continuiamo così, continuerà a non poter diventare dottore in un futuro. Continuerete a protestare su questo? Noi continueremo a protestare, continueremo ad avanzare proposte, continueremo a vigilare sulle scuole, tanto su quelle che mettono a rischio la salute anche psicologica degli studenti, come in questo caso, quanto applaudendo quelle che invece, come il Liceo Giordano Bruno di Venezia, sperimentano nuove forme di didattica più in linea con le reali necessità degli studenti e delle studentesse. Grazie Nicolás Pasantes, naturalmente torneremo su questo argomento ancora perché sta facendo veramente discutere. Intanto la linea a voi allo studio.
Grazie Federico, grazie a te. Anche Padova, diversi sono stati i controlli in questo Ponte Pasquale, tante le persone che hanno scelto ad esempio i Colli Euganei per le grigliate di Pasqua, tanti i controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia stradale. Andiamo a vedere un altro servizio di approfondimento legato a un lavoro delle forze dell'ordine. Garantire la sicurezza nel lungo weekend di Pasqua a residenti e turisti. Questo è l'obiettivo dell'apparato straordinario messo in campo dal questore Paolo Sartori, che ha coordinato i servizi di prevenzione degli oltre 50 agenti messi a disposizione dalle diverse forze dell'ordine. Punti sensibili, i trasporti, i beni storico-artistici e i luoghi di aggregazione nel capoluogo come in provincia. Presidiate dunque le stazioni e controllati tutti i principali treni in partenza ed arrivo a Vicenza, ispezionati 2 autobus di linea e installati 6 posti di blocco sulle principali arterie stradali, dove sono stati controllati 55 veicoli. 9 gli esercizi pubblici verificati con accuratezza, in particolare locali notturni e discoteche, particolarmente affollati anche da minori durante il fine settimana. Presidiati musei, chiese e gli edifici di culto. In totale sono state 168 le persone identificate, con ulteriori accertamenti eseguiti su 62 pregiudicati. Al termine delle operazioni il questore ha emesso 4 decreti di allontanamento dall'Italia per stranieri presenti illegalmente sul territorio nazionale, 11 revoche del permesso di soggiorno per extracomunitari e autori di reati di vario genere, 9 fogli di via dal Comune di Vicenza per altrettanti pregiudicati italiani stranieri e 7 misure di prevenzione personale per soggetti ritenuti di particolare pericolosità sociale, sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti. Torniamo a Padova, si discute ancora delle colonnine misura rumore che i residenti di Piazza e Portello chiedono siano installate per controllare l'inquinamento acustico. La grande polemica, come fare rivivere i centri storici attraverso attività e pubblici esercizi, ma come garantire la quiete dei residenti. Questo è un grande problema che riguarda la città di Padova, ma non solo, ma la città di Padova, avendo le 3 piazze, è particolarmente sentito ed è stato anche tema di diverse campagne elettorali. Vediamo. Continua il dibattito pubblico sulla movida padovana. A cercare un dialogo tra avventori dei locali e residenti, questa volta è il consigliere di minoranza iscritto al gruppo misto, Manuel Bianzale. Con l'associazione Padova, di cui è vicepresidente e che vede l'ex assessore Stefano Grigoletto presidente, ha presentato una mozione per chiedere una regolamentazione dell'inquinamento acustico. Questa mozione ha l'intento di mettere attorno a un tavolo tutti gli stakeholder coinvolti, quindi le associazioni dei residenti che esistono sul territorio, ma noi parliamo di Movida, ma non solo del centro, c'è anche la questione del Portello, ma ci sono anche altre zone della città che stanno prendendo piede questa problematica. Quindi le associazioni di categoria, le associazioni dei residenti, il comune e direi anche la consulta, che è comunque l'organo più vicino ai cittadini, per cercare di trovare una soluzione mediana e che possa soddisfare un po' tutte le esigenze. Non bisogna criminalizzare chi sta in piazza, ci dice Bianzale. I comportamenti però devono essere corretti da parte di tutti. Il punto è che la movida è comunque un valore per le città, è un valore perché è un segno di aggregazione tra i giovani e non solo. Il problema è che si è trasformata ben presto anche in mala movida, perché gli episodi di vandalismo, gli episodi di abuso dell'alcol, gli episodi che leggiamo quotidianamente sui giornali trasformano questo valore della città in una problematica. Fissati i paletti è necessario il rispetto delle regole. Bisognerebbe capire anche a livello strutturale quanti turni serali ci sono e quanti impegnati in quanto impegno vengono coinvolti magari negli interventi serali, perché magari c'è un incidente stradale, quindi sono costretti a intervenire e purtroppo a scapito magari di quello che sta accadendo in centro o al Portello. Allora siamo con Oscar Bernardi in collegamento Skype, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno Presidente, grazie per averci raggiunto. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Primo ospite di questa nostra diretta con il Presidente, parliamo di Superstrada Pedemontana Veneta, perché venerdì è stato inaugurato l'allacciamento, il raccordo con la A27, manca soltanto diciamo il tratto di Montecchio, ma insomma in qualche modo il grande progetto della Superstrada Pedemontana è in fase di completamento, e la riflessione che arriva dal mondo artigiano è quella che nei 10 minuti diciamo attorno la Superstrada Pedemontana Veneta abita il 26% della popolazione, il 23% della grande industria. Quindi voi come tessuto produttivo del territorio avete applaudito a questa superstrada che è stata tanto contestata peraltro. Allora ci dà un po' tutti i vostri numeri dal vostro punto di vista, che cos'è questa superstrada pedemontana? Guardi, io le posso assicurare che questo noi come mondo produttivo lo consideriamo uno strumento essenziale per noi. Voglio dire, i collegamenti oggi sono assolutamente importanti, quindi se pensiamo a quanto vale il risparmio che abbiamo nei trasporti e quindi anche nelle comunicazioni che abbiamo non solo con l'Italia, con il resto dei paesi qui limitrofi alla nostra marca trevigiana, ma sicuramente anche con l'estero. Come ha detto lei, in 10 minuti nella Super Pedemontana Veneta arriviamo dove vogliamo all'interno della marca trevigiana, quindi è stato assolutamente importante anche questo collegamento con Spresiano Villorba. Diciamo sono 2 chilometri in più, ma servono per velocizzare le cose. Sicuramente attenderemo il collegamento con Montecchio e almeno si prevede per la fine dell'estate, mentre per la 4 i tempi sono un po' più lunghi. Però ripeto, è essenziale questo nostro collegamento, perché oggi le nostre piccole imprese hanno bisogno veramente di contare su questioni dove i costi di trasporto, i costi di spostamento anche dei propri operai, dei propri dipendenti siano ridotti al massimo, insomma. Quindi insomma in qualche modo rende anche il vostro lavoro più efficiente una superstrada di questo tipo. Cosa ne pensa però del fatto che ancora i pedaggi non siano stati ritoccati magari in funzione del tessuto produttivo del territorio o insomma dei residenti, ma insomma restiamo sul tessuto produttivo del territorio. Come la vede la questione pedaggi? Beh, la questione pedaggi l'abbiamo già chiesto anche in altri momenti, in altri tavoli. Chiediamo sicuramente che sulla questione pedaggi sia rivisto un po' la cosa, perché è chiaro che questi pedaggi sono un po' alti in questo momento e quindi è chiaro che mettono un po' in difficoltà chi vorrebbe prendere questa pedemontana, la vorrebbe prendere magari non solo 2 volte al giorno ma anche 4 volte al giorno, o pensiamo a tutti quei trasportatori che comunque hanno la possibilità di affrontarla. È un tema che è già stato posto nel tavolo sia del Presidente Zaia e credo anche nei altri tavoli, quindi si prenderanno dei provvedimenti, non dico a breve, ma sicuramente cercheremo di insistere su questo tema. Un altro tema che volevo comunque sottolineare oggi è la questione delle bretelle nord-sud. Mancano delle bretelle importanti, se mi riferisco a, non so, all'area Ponzano, Pontebbana, l'area di Fonte, la strada del Santo nella Castellana. Oggi ci sono dei colli di bottiglia che arrivano alla statale 53 che escono dalla pedemontana e quindi bisognerebbe considerare, come c'era quel vecchio progetto all'inizio, di creare queste bretelle verticali nord-sud per poter dare possibilità anche al traffico di non passare all'interno dei nostri paesi, di non passare per una questione di sicurezza, per una questione anche di salute e quant'altro. Insomma, bisognerebbe trovare delle formule, capire con gli amministratori e capire se c'è veramente la volontà oggi di prendere in mano questo progetto, di portare a termine queste bretelle verticali. Ecco, esistono già i progetti di queste bretelle o alcune di quelle che lei ci ha nominato in qualche modo sono un vostro desiderio come categoria economica? Guardi, se ne era parlato 4 o 5 anni fa, non è che esista proprio il progetto, ma è simulato un tracciato. È chiaro che per realizzare oggi una bretella di questo genere va prima considerato tutta la questione del progetto, di fattibilità, poi deve essere comunque anche finanziato. Ecco, i finanziamenti non ci sono, ma credo che
se facciamo un po' di pressione anche con il governo centrale, sicuramente queste bretelle ci servono perché sono assolutamente indispensabili in questo momento. Infatti la stiamo vedendo in un'intervista che è stata fatta proprio rispetto al tema delle infrastrutture e della viabilità. Presidente, all'inaugurazione dell'allacciamento era presente anche il Ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, ha parlato di Ponte di Vidoro, ha parlato di terza corsia, ha parlato di alta velocità. Quali sono gli interventi più urgenti che la vostra categoria attende dal governo? Guarda, Aspetti che abbiamo perso l'audio. Presidente, un attimo, non la sentiamo più. Provi a parlare, dunque, anche perché è slittato via in un attimo. Vediamo se riusciamo a sistemare l'audio. Presidente, ci sente? Lei ci sente, noi non la sentiamo. Allora, cosa facciamo? Io darei al Presidente il tempo di ripristinare il collegamento, perché appunto ci interessa questo tema legato alle infrastrutture. Presidente, magari provi a uscire e rientrare in modo da poter gestire il collegamento. Io chiedo intanto alla regia di mandare in onda il servizio PNRR Montebelluna, perché anche qui parliamo di interventi che si realizzano grazie ai fondi del PNRR. Ce ne sono molti. Sono diversi i comuni del territorio che stanno già approfittando per presentare nuovi bandi con i finanziamenti del PNRR e Montebelluna sta lavorando proprio a questo. Vediamo il servizio del nostro Christian Arboit con l'intervista al sindaco Adalberto Bordin. La sfida del PNRR, proprio perché è una sfida vincente. Ovviamente bisogna essere sul pezzo, essere lungimiranti, al netto poi ciò che accade nel mondo, come abbiamo visto anche l'aumento delle materie prime, ma insomma abbiamo il gruzzoletto per far fronte alle avversità. Di fronte ai ripetuti allarmi che arrivano un po' da tutta Italia, a Montebelluna prevale la fiducia sull'attuazione del PNRR, una partita che per la città è milionaria. Abbiamo ricevuto contributi PNRR di quasi 13 milioni di euro nell'ultimo anno e mezzo. Questo comporta una compartecipazione da parte del Comune di circa 2 milioni e 300 mila euro. Questa compartecipazione è coperta parte da un mutuo che abbiamo già contratto e parte anche dall'avanzo di amministrazione, come risulta dal rendiconto. I cofinanziamenti quindi sono garantiti e permetteranno di assorbire eventuali contraccolpi. Sul tavolo restano l'adeguamento sismico di diversi edifici e la realizzazione della nuova mensa della Papa Giovanni XXIII e ancora il restauro delle parti mancanti di Villa Pisani, la riqualificazione di Villa Pullina e del Parco Bertolini, più una serie di opere di efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Una partita a Tetris, la definisce lo stesso Bordin. È una bella partita proprio perché insomma beneficiari di tutti questi milioni di euro di finanziamenti andremo a riqualificare ciò che è già stato fatto nel corso della precedente amministrazione. Abbiamo recuperato il collegamento con Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Superstrada Pedemontana Veneta, ma anche le grandi infrastrutture che servono al mondo produttivo oggi e che in qualche modo il ministro Matteo Salvini ha annunciato con l'inaugurazione dell'allacciamento con la A27 venerdì scorso. Presidente, facciamo il punto. Guardi, le dicevo prima, sostanzialmente il nostro territorio ha bisogno di tutte le infrastrutture che servono, al di là della banda larga, al di là delle bretelle di comunicazione per la pedemontana, al di là di tutto quello che ci serve oggi, perché dobbiamo dare a questo territorio quella possibilità di essere competitivo con i nostri partner, non solo quelli italiani ma anche i partner nostri che abbiamo qui all'estero. Ed è chiaro che il Veneto si è sempre posto questo problema dove sicuramente vanno agevolate queste piccole aziende, medie, grandi, affinché appunto su questo territorio possa ritornare un po' di serenità e possa ritornare passatemi il termine, quel benessere e quella serenità che c'era fino a qualche tempo fa. Abbiamo bisogno di tutto, quindi assolutamente non dobbiamo lasciare fuori nulla. Senta, ne abbiamo parlato in apertura di questo telegiornale, la grande notizia che riguarda oggi il nostro Veneto è che è stato un ponte pasquale che per determinate categorie economiche ha dato un boom davvero, cioè per quanto riguarda il turismo i dati sono stati migliori
rispetto a quelli dei record del 2019. Quindi c'è un settore che si sta rialzando, anzi si è già rialzato. Lei, insomma, dalle sue parole ci sta facendo capire che invece il mondo artigiano ha ancora bisogno di interventi da parte del governo, immagino anche dall'inflazione, rincari, il sistema produttivo del territorio sta facendo fatica e quindi voi chiedete anche un sostegno da questo punto di vista, dei provvedimenti da questo punto di vista, quindi non solo infrastrutturale per magari accorciare i tempi di percorrenza e permettere agli imprenditori di lavorare in maniera più efficiente, ma anche dal punto di vista dei costi della produzione, con le materie prime che sono schizzate alle stelle. Mi viene in mente il vetro, ad esempio, che tra le varie materie prime ha subito, insomma, un aumento del 300% e quindi banalmente, insomma, fare degli infissi nuovi costa 3 volte tanto. Guardi, non vorrei entrare nel tema, ma sulla questione 110, oggi 90, credo che oggi ogni giornale riporta ogni volta che esce questa notizia. È chiaro che il tema è importante, è chiaro però che quello che manca a noi, secondo me, sono le linee guida. Se questo governo ci dice dove dobbiamo andare, quali sono i prossimi futuri obiettivi a 3, a 5, a 10 anni, sicuramente tutti ci possiamo organizzare. La questione delle materie prime oggi è sicuramente una questione importante, il costo è fuori misura, non possiamo continuare a pensare di poter costruire o realizzare opere con dei costi di materie prime a questi livelli. È anche vero però che questa Italia ha bisogno, che questo paese ha bisogno di essere comunque efficientato, i fabbricati, gli immobili che abbiamo, tutti hanno bisogno di un grande efficientamento, quindi per questo dico bisognerebbe avere davanti un progetto e capire dove si vuole andare. Poi tutti assieme questo si riesce anche a trovare delle soluzioni. I costi delle materie prime, ma ricordiamo anche la mancanza purtroppo oggi di manodopera specializzata, di giovani che comunque cercano di avvicinarsi al nostro mondo. Noi facciamo di tutto per far sì che con il duale o con l'apprendistato duale appunto possiamo avere dei giovani che riescono ad avere meno difficoltà su questo passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, però è anche vero che c'è bisogno di impegno di tutti, non possiamo farlo solo noi come associazioni di categoria, abbiamo bisogno comunque che il governo ci ascolti, che il governo prenda in mano e ci dia delle direzioni guida che siano fondamentali. Tra l'altro lei, Presidente, ha toccato il tema della mancanza di personale. Un altro record purtroppo di questo Ponte Pasquale è quello degli sbarchi. Oltre 3.000 migranti sono sbarcate sulle coste della Sicilia e rimane, no, questo tema. Manca personale, continuano ad arrivare potenziale manodopera sul territorio, ma va gestita. Cosa ne pensa di questo mismatch tra domanda e offerta di lavoro? Guardi, io non ho questi dati precisi perché comunque sono dati che magari arrivano dal Ministero degli Interni e quant'altro, però è anche vero che il Veneto si è sempre proposto come un territorio favorevole perché questi immigrati, questi purtroppo clandestini immigrati si possono fermare. Oggi non è così perché molto probabilmente bisognerebbe fare qualche pensiero su quelli che sono oggi quei paesi sono a nord dell'Italia che comunque ricevono queste persone, perché poi l'Italia è solo un paese di transito per queste persone, quindi è vero che arrivano tutti qua, però è anche vero che se ne fermano pochi. Su questo noi abbiamo anche fatto alcune considerazioni di aprire, di cercare di aiutarli a trovare comunque non dico un alloggio, ma la possibilità di fermarsi e trovare anche la possibilità che poi queste persone possano essere formate per entrare nel mondo del lavoro e quindi non vivere in un mondo clandestino, ma vivere in un mondo serio, sereno, dove che, gli sono attribuiti oneri ed onori e quindi a queste persone dare quella dignità di persone, di uomini, di donne, di giovani che sono. Sarebbe sostenibile per voi fare formazione a queste persone o c'è bisogno che altri organi si accollino, diciamo, questo onere? Guardi, c'è un primo problema, la lingua.
perché questo è un tema che noi possiamo anche fare formazione professionalizzante, formazione sulla sicurezza. Il primo grande problema è la lingua, e guardi che è un problema che non è secondo me un po' sottovalutato in questo periodo. Dopo di questo assolutamente sì, perché noi siamo un'organizzazione appunto sindacale, facciamo anche la formazione e la facciamo anche fatta bene, specifica, però guardi, veramente le posso assicurare oggi il primo grande problema è la lingua. Quindi cercare di gestire, no, questi flussi migratori in modo che certi gap vengano colmati per poi riuscire a fare questa formazione specializzante che anche voi gestite come associazione di categoria. Si è fatta un'idea di quanta manodopera ci sarebbe bisogno in percentuali in più, ad esempio per la provincia di Treviso? Ma guardi, non ho il dato preciso, ma credo sulle 20.000 persone in provincia di Treviso ci starebbero tutte. 20.000 persone è una cosa importante, e quindi voglio dire anche tutto quello che comunque oggi queste 20.000 persone potrebbero fare da traino, quel volano che loro muovono, perché comunque sono affitti, sono costi di gestione, costi della famiglia, quindi voglio dire è una fetta di PIL non indifferente per il nostro sistema. Ci sono aziende che lei sappia che hanno dovuto rinunciare a prendere commesse proprio perché non riuscivano a sostenere il grande lavoro che era arrivato? Stiamo rinunciando? Sì. Assolutamente sì, anche perché specialmente quelle aziende che comunque poi commerciano con l'estero, in quanto i tempi di consegna sono determinati e poi se non si riesce a consegnare non si consegna, quindi si va in penale tutta una serie di cose. Però è anche vero che questa mancanza di personale ormai è generalizzata in tutti i settori, in tutte, ce l'abbiamo noi nel sistema nostro artigiano, ma ce l'hanno anche i commercianti, pensiamo ai ristoratori, pensiamo ai baristi, a tutte quelle persone, a tutti quegli enti pubblici che comunque sono oggi in condizioni di dover trovare personale dipendente, quindi è una difficoltà un po' diffusa, e su questo bisogna veramente che ci pensiamo, perché alternative non ce ne sono, e purtroppo i nostri giovani, dico purtroppo, a volte non vedono la strada immediata, quella di trovare un posto di lavoro. Comunque, se anche così fosse, per 5, 6, 7 anni siamo messi nelle condizioni che queste sono le persone che ci sono e continuano ad andare in pensione, quelle persone che comunque hanno raggiunto il grado di età, perché è giusto che sia anche così. Certo, è giusto che sia così, e sono le persone che poi conoscono, no? Sono quel patrimonio inestimabile del nostro artigianato che deve essere in qualche modo tramandato. Grazie Presidente, abbiamo toccato diversi temi, ma insomma è stato un piacere per noi averla qui in diretta, quindi siamo partiti dalla pedemontana e siamo arrivati ad altri temi che stanno interessando la vostra categoria. Grazie per essere stato in nostra compagnia, arrivederci. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Arrivederci Oscar Bernardi, Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Adesso noi ci colleghiamo con Vicenza perché il nostro Carlo Inghilleri è in compagnia del Questore. C'è un bilancio da fare, aumentano gli ammonimenti e le aggressioni e le violenze nella città di Vicenza, il lavoro delle forze dell'ordine. Da qui il punto con il nostro Carlo Inghilleri in diretta da Vicenza. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al Questore di Vicenza, Paolo Sartori, buongiorno, che ci ospita nel suo ufficio. Ci troviamo in questura perché oggi la Polizia di Stato ha tracciato un anno di attività qui nella provincia di Vicenza. Un anno vuol dire dal 1° di aprile del 2022 al 31 marzo del 2023. Un anno segnato da un calo delle denunce per reati contro il patrimonio, quindi parliamo di furti, di rapine, un aumento invece di denunce per reati legati a violenze, ad aggressioni. Sì, gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati da questo fenomeno, appunto da un incremento per quanto riguarda le richieste di intervento in occasione di reati di natura violenta, quindi aggressioni, liti in famiglia, maltrattamenti in famiglia e violenze di genere. Ecco, c'è da dire anche che c'è un dato che ci ha colpito, cioè sono in calo le denunce che hanno a che fare con le aggressioni,
però sono in aumento gli ammonimenti. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori qual è la correlazione? Sì, la figura amministrativa dell'ammonimento è una misura di prevenzione che è stata introdotta dal legislatore proprio per dare al questore la possibilità di intervenire in maniera immediata nel caso in cui vi siano manifestazioni delittuose di questo genere, il che consiste nella convocazione da parte del questore nei confronti della persona che ha commesso questo tipo di reati e nei suoi confronti viene emesso questa misura di prevenzione che fa sì che nel caso in cui venga violata il soggetto può essere sistematicamente arrestato in flagranza e la pena nei suoi confronti subisce un aggravio. È una misura molto importante perché ci consente appunto di intervenire in maniera sistematica, immediata, per dare una risposta a chi queste violenze le ha subite. Ecco, lei ricorre diverse volte anche all'articolo 100. Ecco, ci spiega questo articolo 100 delle leggi di pubblica sicurezza? Si tratta di una misura amministrativa che consente al questore di sospendere la licenza e in taluni casi anche di revocare la licenza nei confronti di quegli esercizi pubblici che, a prescindere, e questo ci tengo a sottolinearlo, a prescindere dall'eventuale responsabilità da parte del titolare, del gestore, questo locale è divenuto un punto di riferimento per pregiudicati oppure è diventato un luogo in cui avvengono tumulti o comunque risse e reati violenti, oppure vengono somministrate sostanze alcoliche ai minorenni o non vengono rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro. Proprio per questo motivo è una misura molto, molto importante amministrativa, una risposta immediata che si dà alla collettività proprio per evitare che determinati luoghi diventano punti di aggregazione delinquenziale. E con questo sistema sono state sospese le licenze e chiusi diversi locali per alcuni giorni, perché poi è una sospensione della licenza, poi il locale può riaprire successivamente. Sicuramente negli ultimi 12 mesi sono stati 28 gli esercizi pubblici che sono stati destinatari di questo provvedimento, che ho messo proprio per le motivazioni che ho detto prima, per periodi differenziati a seconda della gravità di quanto è accaduto, ma come dicevo prima, nel caso in cui una volta che questo locale, questo esercizio pubblico viene chiuso e poi riapre, nel caso in cui le problematiche tornino a manifestarsi, è prevista anche la possibilità di revocare definitivamente la licenza. In questo momento, questore, qual è la preoccupazione maggiore? Ma guardi, ci preoccupa molto la devianza di tipo giovanile, il fatto che vi siano ragazzi che si incontrano in varie zone di aggregazione, proprio si danno appuntamento proprio per aggredirsi reciprocamente senza nessun motivo. Appuntamenti online, sul web? Sì, sui social network, e quindi noi monitoriamo costantemente i social network proprio per questo motivo, così come è molto importante per noi far sì che vi sia un'efficace ed efficiente forma di controllo del territorio, di modo che la sicurezza della gente, soprattutto la sicurezza effettiva oltre a quella percepita, possa avere una risposta rapida e concreta. Domani è la festa della polizia, se ne parlerà? Domani è il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato e appunto è un momento molto importante per noi e per questo motivo sono grato a tutta la cittadinanza che ci accorda come sempre un grande attributo di stima. Di stima, ovviamente, perché le forze dell'ordine sono un punto di riferimento. Ricordiamoci che dove c'è la legalità c'è la democrazia, dove non c'è la legalità mancano anche le regole basilari e quindi le fondamenta della democrazia. Quindi ringraziamo anche noi la Polizia di Stato, ringraziamo il questore di Vicenza, Paolo Sartori. Domani alla festa della polizia avremo occasione anche di approfondire, di discutere di questi dati e noi questa sera nel telegiornale ovviamente approfondiremo anche noi i dati che il signor questore, il dottor Paolo Sartori, ci ha appena finito di commentare. Per il momento direi che è tutto dalla questura di Vicenza. Restituisco la linea allo studio. Grazie al nostro Carlo Inghilleri in diretta da Vicenza. Adesso, se non sbaglio, dovrebbe esserci la nostra Anna Maria Parisi. Siamo a Venezia con l'assessore alla mobilità Boraso. Vediamo Anna Maria, eccoti, ti vediamo, buongiorno.
Buongiorno, sì, sono in compagnia dell'assessore che per il momento è stato un attimo preso in prestito, diciamo così, da un collega per un'intervista. Adesso andiamo a recuperarlo, come si suol dire. Il tema caldissimo di queste ore, di questi giorni, è sempre la questione del bosco dello sport, con al centro di tantissime polemiche, non ultime anche con Bruxelles, che sta decidendo cosa, eccolo qui il nostro assessore Renato Boraso, cosa fare in merito ai fondi del PNRR che sarebbero stati destinati per il bosco dello sport. Ricordiamo contro il provvedimento contro il quale ci sono tantissime polemiche, come dicevo prima, tra cui un ricorso al TAR presentato da Italia Nostra. Perché l'assessore Boraso è al centro di tante polemiche? Perché nei giorni scorsi, buongiorno assessore, buongiorno a tutti, buongiorno. Ha proposto, laddove Bruxelles dovesse decidere di non stanziare questi fondi per il bosco dello sport con il suo stadio, adesso gli chiediamo se era un pesce d'aprile o meno, ha proposto la vendita di un famosissimo quadro presente qui nel Museo Correra di Venezia, ovvero la Giuditta del Klimt, adesso in prestito in Trentino a Rovereto. Era una provocazione, era una polemica, un pesce d'aprile? È comunque un'ipotesi che lei sta valutando insieme al sindaco, naturalmente? È una fortissima provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema, che è quello che questa città di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro, l'intera amministrazione e il Consiglio Comunale non vuole rinunciare a questo grande intervento del Bosco dello Sport, che ricordo essere la più grande operazione urbanistica e sportiva di massima sostenibilità. Abbiamo tolto da questo piano 1 milione di metri cubi di cemento previsto dalle altre amministrazioni. Trovo incredibile che mi si scaglino di tutto, di più per questa provocazione sulla Giuditta di Klimt, tra l'altro invendibile perché l'avevamo già verificato quando, ricordo, siamo arrivati il 7 luglio del 2015, il sindaco Luigi Brugnaro si è trovato d'emblée con i conti con meno 139 milioni di euro sul conto corrente della città. E allora questa battuta che cosa fece? Portò una grande fortuna, perché è evidente che non la possiamo vendere, perché c'è una legge, non esiste una legge che consente la vendita delle grandi opere d'arte, del patrimonio delle grandi città e delle città stesse, però alla fine riuscimmo a avere dei finanziamenti, trovare la soluzione per pagare gli stipendi ai nostri collaboratori. Non c'erano i soldi per pagare gli stipendi ai nostri collaboratori in quel momento. Quindi lei l'ha fatto semplicemente per tenere alto l'argomento e perché non... Perché sono convinto che il governo, che Luigi Brugnaro ha incontrato con tutta la struttura settimana scorsa, prima di Pasqua, saprà dare delle risposte, perché è evidente che solo tenendo viva l'attenzione su questo tema riusciremo a farcela, perché è un interesse della città. 50 anni che sogniamo uno stadio. Qualche risposta? Questa settimana credo sarà determinante. Sì, era il 20 del mese scorso. Brava, è determinante questa e ringrazio Antenna 3 che riporta l'attenzione di questo tema, perché è una delle più belle opere realizzate dal punto di vista sportivo, che non è solo uno stadio per lo sport o un'arena per lo sport, ma anche un'arena, uno stadio per gli eventi. Quindi era di ogni soltanto una natura. provocazione. Certo. Ecco, non possiamo, vi do un dato che è clamoroso. Guardate che noi abbiamo opere, quadri assicurate nei nostri musei per un valore di 1.650 milioni di euro. Sono le opere più importanti, figuriamoci. Certo, qualcuno dovrà ringraziarmi, perché questa Giuditta, credo che se domani andasse all'asta, arriverebbe già a 200 milioni di euro. E non vediamo l'ora che torni a Venezia per andare tutti a visitarla. Esattamente. A vederla, ad ammirarla. Ecco, a proposito di opere, assessore, Venezia è un patrimonio a cielo aperto, con i suoi palazzi, con le sue strutture, con i suoi archi. Come giudica la provocazione dell'influencer Bloomer, che sta continuando ad incitare gli attivisti affinché vadano a imbrattare Palazzo Ducale con la vernice, addirittura con l'idrante, e continua a farlo nonostante ci sia un'indagine da parte della Procura, perché risulta indagato? È una cosa vergognosa. In un altro paese civile di questa Europa sarebbe già stato arrestato, e pensare di annunciare, di violentare una città come Venezia, incitando all'imbrattamento, alla violenza, è una cosa vergognosa. Andrebbe preso a calci in culo, lo dico, mi scusi, io se lo trovassi io verrei a prendere a calci in culo. Assessore, aspetti, però insomma, l'arte della mediazione questa... No, ma non c'è mediazione di fronte a un personaggio del genere. Che mediazione possiamo proporre?
Io mi vergogno di vivere in un paese in cui dovevano già arrestarlo uno così. Senta Assessore, laddove invece ci fosse, perché anche lui dice che è una provocazione la sua, certo che comunque è anche un incitamento. Qui non è, questo è un incitamento alla violenza, a violentare una città, altro che le cose. Quindi, Senta Assessore, scusi, non volevo togliere la parola. No, ma è una cosa incredibile, è una roba indegna pensare di dover violentare il Palazzo Ducale o la Basilica di San Marco. Perché poi trovi quel pazzo che lo potrebbe fare veramente, come l'ha fatto a Firenze, come l'ha fatto a Roma. A calci in culo questa gente avesse preso. Quindi Venezia adesso sotto assedio non soltanto dei turisti, ma anche... Non stiamo dormendo, questo signore ricordo che non stiamo dormendo. Ecco, sta dicendo che è presidiata speciale anche in virtù di questo. Beh, ovviamente, non siamo mica di fronte a questi pazzi, non bisogna assolutamente dormire e aumentare la tensione e il controllo. Laddove questo influencer, questo blogger chiedesse un appuntamento con lei per trovare una via di mezzo, un dialogo tra l'amministrazione comunale e gli attivisti? Figuriamoci, nessun problema, un bel calcio in culo. Vabbè, quindi la risposta è stata chiara. Ti restituisco la linea e ringrazio l'assessore per il suo intervento, Anna. Grazie Anna Maria Parisi in diretta da Venezia con l'assessore Renato Boraso. Tra pochissimo ci collegheremo invece con la nostra Daniela Sizia dal Sant'Artemio a Treviso per la giornata mondiale sul Parkinson e commentare in qualche modo con la nostra Daniela anche il boom di chiamate al pronto soccorso di questo ponte di Pasqua e Pasquetta. Siamo alla politica, si infiamma il dibattito elettorale come già anticipato oggi nei nostri notiziari, la denuncia pubblica di Franco Rosi della lista Treviso Civica. Sabato a Monigo il sindaco Conte ha spintonato Giorgio De Nardi, che è il candidato sindaco per il centro-sinistra. Intanto vediamo il servizio del nostro Christian Arboit e poi vi daremo anche gli ospiti di Ring, perché vi ricordo che questa sera è il primo grande incontro faccia a faccia tra i due contendenti. Ma intanto vediamo il servizio. Ero presente nella clubhouse della Benetton, stavo come al solito bevendo la birra dell'intervallo. E in quel momento è entrato il sindaco con un po' sopra le righe, è rivolto spostati che devo passare, e che è andato avanti e ha respinto l'offerta di De Nardi che voleva brindare con lui con la birra. È cominciato con tono un po' alto, un po' arrogante, un po' maleducato, sbraitando, dicendo la tua proposta e criticando le proposte politiche di De Nardi. E probabilmente per la pochezza di contenuti si aiutava anche con le mani nei confronti di De Nardi, spintocchiandolo un po'. Stando alle parole di Franco Rosi, non ci sarebbe stato nessun fair play da parte del sindaco uscente Mario Conte nei confronti del rivale Giorgio De Nardi. I due si sono incrociati alla partita tra Benetton e Cardiff, che sabato pomeriggio ha portato i Leoni a conquistare la loro prima semifinale di Challenge Cup. A dare il via al caso di giornata un post di Treviso Civica dove si diceva che De Nardi era stato urtato, spinto e provocato da Conte. Quindi ha spintonato, lei dice, De Nardi? No, guardi, non drammatizziamo. Come dire, usato anche le mani, cosa che in un dialogo, secondo me, io non sono abituato così, ecco, dopo ognuno ha le proprie abitudini, i propri usi. Nel pomeriggio una lettera aperta è stata inviata al primo cittadino da alcuni sostenitori di De Nardi, ex rugbisti e appassionati. Nel suo atteggiamento si legge: non riconosciamo i valori dello sport. Lei ha usato il termine boiata per commentare un'ipotesi articolata, quella di aprire lo stadio Tegni a una funzione ricreativa, garantendo l'uso di un altro impianto alla squadra di calcio della città. Conte non ci sta. La legge della comunicazione prevede che fare la vittima di una situazione che non esiste possa portare consenso, però invito i candidati, peraltro non presenti il giorno della partita dello stadio, a essere un po' più seri, soprattutto nei confronti degli elettori. Quindi se a Giorgio De Nardi il confronto verbale che si basa semplicemente su una frase del tipo prima di sparare i tuoi progetti sullo stadio cerca di capire quello che è il contesto e le progettualità, perché queste sono state le mie parole, allora significa che De Nardi, 1, non è convinto delle sue sparate, 2, ha paura del confronto, 3, utilizza questi metoducci veramente di bassa politica per cercare di raccattare qualche voto. Quanto all'accusa di urti e spinte, i toni si fanno incandescenti. L'unico testimone è Franco Rosi. Allora, se io ho fatto quello che lui ha dichiarato, lo invito ad andare a fare denuncia dai carabinieri. Vediamo se avrà il coraggio
di fare la denuncia a fronte di un episodio che non è mai avvenuto. Mario Conte, Giorgio Denardi, questa sera a Ring conduce il vice direttore Ferdinando Avarino, ci sarà anche in collegamento Paolo Calia de Il Gazzettino. La politica alle corde, ci sarà dunque l'occasione per capire, chiarire quanto avete appena ascoltato proprio dalle parole dei due protagonisti, e di fatto si tratta del primo confronto elettorale, del primo faccia a faccia che viene fatto in vista delle elezioni. Poi a seguire nella seconda parte invece Venite ad imbrattare Venezia, intervistato da Avarino l'influencer nei guai, Federico Blum, influencer veneziano che appunto ha commentato prima Boraso le sue dichiarazioni. E l'influencer che abbiamo sentito anche nei nostri notiziari, quindi sarà intervistato dal vice direttore Avarino. Il sondaggio di Ring di questa sera, si parla di politica, scontro Lega, Fratelli d'Italia, più posti per meloniani in regione, si infiamma anche il dibattito da questo punto di vista, quindi la dialettica all'interno degli alleati, con uno 0422 16 26 691, una chiamata a questo numero risponderete sì, una chiamata invece al numero 0422 16 26 690 per la risposta negativa. Vi ricordo che la chiamata è completamente gratuita, se sentite occupato il vostro voto è stato registrato. L'esito del sondaggio in diretta questa sera durante la trasmissione di Ring. Questa dunque la politica, ma torniamo in qualche modo alla notizia con cui abbiamo aperto il nostro notiziario, il boom di arrivi e di prenotazioni non soltanto negli alberghi ma anche nei ristoranti, negli agriturismi, insomma tutto esaurito per questo ponte pasquale, dati migliori rispetto a quelli del 2019. Ne parliamo con i nostri ospiti in attesa di collegarci dal Sant'Artemio con la nostra Daniela Sezzia. Vi presento la nostra Crista, albergatrice di Jesolo. Buongiorno Crista, grazie per essere con noi, membro di Confapi, quindi insomma lei ci potrà parlare del settore anche a 360 gradi, ma insomma essendo di famiglia lei ha non soltanto uno ma diverse strutture alberghiere. A Jesolo ci potrà un po' raccontare com'è andata. In collegamento con noi c'è Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Buongiorno sindaco. Un saluto a tutti. Eccoci, buongiorno a lei. E poi abbiamo Marco Gottardo, direttore Federalberghi Veneto. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, con lui uno sguardo ovviamente sempre sul comparto termale, ma anche insomma uno sguardo più ampio sul nostro Veneto. Partirei da te Crista. Allora, è vero? Cioè i numeri che raccontano oggi i giornali di cui stiamo dando conto, ma in realtà non soltanto per il Veneto ma per tutta Italia, sono confermati? Sono davvero numeri migliori rispetto al 2019? Assolutamente sì, abbiamo assistito veramente a un gran numero di arrivi durante questo weekend, sicuramente complice il bel tempo che ci ha accompagnato e la località che si è presentata sempre al meglio, quindi abbiamo avuto veramente tantissime persone che hanno alloggiato negli alberghi non totalmente tutti aperti, ma quelli aperti sono sicuramente rimasti molto soddisfatti, e anch'io ho fatto una passeggiata ieri e devo dire che era veramente una bella atmosfera e la spiaggia veramente pullulava di turisti già pronti a raggiungerci, mi auguro anche poi per l'estate. Le prenotazioni sono molto interessanti, i dati sono molto interessanti e quindi arrivano numerose non solo dall'Italia, ma mantengono sempre una buona percentuale l'Austria e la vicina Inghilterra, anche un pochino più lentamente, però anche la Germania allo stesso modo arrivano questo tipo di turisti che ci raggiungono poi ormai da tutte le estati, insomma. Ecco, allora è stato un po' lo sblocco della situazione post-Covid, perché poi un'altra notizia che noi stiamo dando, notizie legate al settore del turismo, anzi le notizie sono due. La prima, manca personale, quindi non riusciamo a garantire il servizio adeguato. Lei ci raccontò sempre in questa sede che diversi suoi colleghi avevano dovuto rinunciare ai pranzi o alle cene perché non riuscivano a sostenere questa domanda. È una situazione che ci conferma ancora? E poi come siamo messi con i prezzi? I rincari quanto hanno pesato?
Allora, sicuramente siamo partiti con maggiore consapevolezza rispetto allo scorso anno. Quello che abbiamo capito noi imprenditori è di adeguarci un po' alle situazioni che dobbiamo affrontare, e ho notato che molti si sono organizzati, nostro malgrado, nel chiudere l'attività di mezza pensione e pensione completa a fronte della notte colazione. Questo ha sicuramente favorito l'apertura di nuovi ristoranti che ormai si diffondono a Jesolo anche con diverse proposte gastronomiche, quindi è stato un bene da questo punto di vista. L'albergatore ovviamente si trova un po' spiazzato perché vorrebbe sicuramente completare la proposta che c'è all'interno dell'attività, ma non avendo il personale adeguato, soprattutto formato, rinuncia per continuare a dare comunque una qualità alla propria struttura. Noi stessi rimarrà chiuso, cioè una delle nostre attività l'abbiamo trasformata in notte colazione, le altre continuiamo con forza a mantenere la mezza pensione. Grande difficoltà a trovare il personale qualificato, formato e quindi a dare la qualità che vogliamo mantenere quando l'ospite ci raggiunge. Cosa sta succedendo? Mi perdoni Crista, sì. Devo capire una cosa dalla regia, perché mi dicono che la nostra Daniela Sezzia è collegata da Treviso, dal Sant'Artemio. Non vorrei farla attendere perché dovrebbe essere con il direttore generale dell'ULSS. Mi dite se riesco ad andare dalla nostra Daniela? Eccola qua. Sì. Daniela, allora sì, siamo da te, mi dicono riusciamo a venire da te, perdonami Crista, perché non vorrei far attendere l'ospite. Daniela, siamo da te, sei in collegamento? Registra se puoi, se no registro io. Ti sentiamo Daniela. Non la sentiamo. Non c'è, va bene, andiamo avanti, mi perdoni, ovviamente la diretta è così, la diretta è questa. Quindi dobbiamo attenderci, cioè speriamo nel futuro che ci sia del personale più formato, questo dobbiamo chiederlo a una maggiore comunicazione, presumiamo, tra scuola e azienda, e quindi in qualche modo di ulteriormente approfondire istituti che siano in grado di formare le persone e di poi trasferircele nelle aziende, non solo alberghiere ma di tutto il settore industriale che abbiamo qui anche nel Veneto e in Italia. Marco Gottardo, cosa ha attirato così tanto le persone in Veneto in questo weekend? Che cosa è successo? Non è più una Pasqua in casa, le persone hanno ritrovato la voglia di uscire, di prenotare, nonostante insomma l'inflazione sia ai massimi livelli, insomma la situazione economica anche di questo paese non sia così felice, però al ponte di Pasqua non si è rinunciato. Ma come sappiamo il Veneto si conferma ancora una volta come prima destinazione dal punto di vista regionale per le presenze, i flussi turistici, e sicuramente come una delle prime destinazioni europee, quindi il brand della nostra regione, che fondamentalmente è leader un po' in tutti i prodotti turistici, dalle città d'arte alla costa veneta, la montagna. Avremo le Olimpiadi nel 2026, ma parliamo anche delle terme, del lago, quindi diciamo il Veneto di fatto si vende da solo. Ci siamo riconfermati sui dati del 2019, che di fatto era stato un anno straordinario dal punto di vista dei flussi turistici, ma di fatto sono dati in linea anche con il 2022, che già per il periodo pasquale che è avvenuto lo scorso anno, nella settimana successiva, ricordiamo Pasqua, fu il 17 aprile, più o meno dal punto di vista dei flussi turistici ha registrato i dati del 2023. Il vero dato molto interessante, che riteniamo molto interessante, è il fatto che abbiamo ritrovato clienti, soprattutto italiani, ma sicuramente provenienti anche dall'Europa, e anche i flussi extra UE hanno ricominciato ad arrivare nella nostra regione, però un cliente meno sensibile al prezzo e alla spesa, tant'è che anche rispetto al 2022 abbiamo avuto un incremento delle tariffe medie superiore al 10%, e quindi chiaramente questo con una soddisfazione massima per i nostri operatori.
Conferma questo aumento di tariffe? Sì, sono d'accordo anche sul fatto che i turisti stranieri sono più predisposti a spendere di più quando arrivano nella nostra località e questo sicuramente ci aiuta, visto tutte le... Sono abituati anche a prezzi alti. Esatto, no? Sono già abituati a prezzi molto più alti dei nostri, quindi questo ci aiuta sicuramente, visto anche i costi che in realtà abbiamo in Italia per quanto riguarda ancora la gestione delle strutture, l'inflazione, quindi chi ha mutui piuttosto che impegni con le banche sicuramente si troverà ad affrontare un nuovo problema durante l'estate. Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Sindaco, che effetto le ha fatto vedere il suo comune insomma, così apprezzato in questo ponte di Pasqua? Sicuramente è un effetto che dà coraggio ai nostri imprenditori, a tutta la città. Nel nostro territorio sono possibili molteplici esperienze, non solo per quanto riguarda le terme, la salute, che sono al centro dell'attenzione che riserviamo e che ci contraddistingue per storia, ma anche la natura, ma anche l'enogastronomia, ma anche la cultura. Quindi è una serie di opportunità che vogliamo dare ai turisti italiani e soprattutto quelli che stanno tornando dai paesi stranieri, in particolare austriaci, tedeschi e francesi, che apprezzano molto le nostre cure termali. Quindi è un'operazione che stiamo guardando con interesse soprattutto per i prossimi mesi e guardiamo con interesse anche all'opportunità di promuovere tutto il nostro territorio, che spesso riserva sempre delle piacevoli sorprese a chi arriva. È evidente che i turisti stranieri, permanendo di più nel nostro territorio, sono quelli che portano poi anche delle soddisfazioni in termini anche di redditività delle imprese. Quindi questo mix di turisti italiani che hanno veramente scelto con forza le nostre terme subito dopo il Covid. Il ritorno degli stranieri ci fa pensare a un 2023 da record. Allora, Gottardo, abbiamo sentito in questi giorni anche la polemica legata al turismo di massa. In qualche modo mi viene da pensare a Venezia con i banchi del Ponte di Rialto, che i banchi storici del Ponte di Rialto, della pescheria, stanno lasciando proprio perché i turisti il pesce lo guardano, lo fotografano, soprattutto se sono banchi storici, ma poi non lo comprano perché lo vanno a mangiare al ristorante. Rimane ancora in Veneto questo equilibrio difficile con l'assalto del turista, soprattutto ecco, nei ponti. Adesso vediamo, ci sarà il 25 aprile, poi il 1° di maggio, e la sostenibilità poi del turismo per chi vive queste città. Il modo di fare turismo negli ultimi anni è cambiato molto, è diventato molto più dinamico. Gli ospiti, i clienti affollano, mi verrebbe da dire forse in modo un po' più isterico, le destinazioni turistiche e prenotano sicuramente più all'ultimo momento. Quindi questo chiaramente comporta la difficoltà anche per i comuni, i servizi delle amministrazioni comunali di gestire e di programmare il territorio. Io credo che il tema dell'overtourism per certi versi sia, diciamo così, un problema dato più che altro dai nuovi modelli sociali che si stanno affermando e che vada risolto senza contraddittori tra residenti, turisti e operatori, ma cercando un sistema di regole che possa essere di soddisfazione per tutti. Allora, stiamo parlando di numeri buoni, di pernottamenti. Che percentuale ha avuto lei per esempio nelle sue strutture, Crista? Noi non siamo stati ancora aperti, però colleghi proprio di fianco, proprio al 100%, soprattutto la notte tra sabato e domenica, mentre domenica qualcuno è partito, ma comunque hanno avuto veramente tantissima occupazione. C'è anche per Jesolo il tema della concorrenza sleale, l'abbiamo visto ad esempio sempre per Venezia, i famosi affitti brevi, le famose strutture. Insomma, i veneziani non riescono a trovare una casa in affitto perché chi ha una casa in affitto la mette a disposizione per affitti brevi, rubando in qualche modo clienti agli albergatori. Esiste questo problema anche per Jesolo? Non lo vedo così forte. Quello che a noi crea dei disagi importanti è prendere questi appartamenti anche per ospitare i dipendenti che lavorano con noi. Questo sta diventando un costo veramente molto oneroso per l'albergatore e c'è stata una prima forma di foresteria a Jesolo dove un'attività si è trasformata
sistemata per accogliere i lavoratori la trovo molto interessante. Ovviamente siamo numerosi e quindi dobbiamo ancora affidarci a questi appartamenti in affitto che però stanno diventando solo per il turista e quindi per noi diventa difficile. È una notizia che è stata battuta tra l'altro in alcuni giornali, vorrei parlarne anche con Barbierato, che diverse figure professionali stagionali hanno cercato Jesolo per proporsi, ma poi quando gli venivano sparati 12.000 euro per una stagione, quindi un affitto di giugno, luglio e agosto, hanno detto non ci stiamo dietro con gli stipendi. Esatto, perché molti adesso non vorrebbero nemmeno entrare negli alloggi che diamo noi per i nostri collaboratori, ma trovare una sorta di vita propria in alcuni appartamenti. Chiaramente degli affitti così alti sono veramente difficili da affrontare e quindi spero che nel futuro troveremo delle soluzioni, cercheremo di accogliere anche i lavoratori per farli rimanere con noi con delle tariffe calmierate, forse non proprio a Jesolo o Lido ma magari nel paese, trovare comunque delle soluzioni che possano accoglierli e mantenerli da noi. Barbierato, è un problema che riguarda anche il comparto termale per i lavoratori che vengono a lavorare e poi devono insomma, avere degli appartamenti, delle stanze in cui poter pernottare? Riguarda tutte le destinazioni turistiche che necessitano di lavoratori che arrivano da fuori e che quindi considerano l'alloggio giustamente un elemento di valutazione rispetto alla località dove, alla destinazione dove sono invitati a lavorare, perché non è un mistero che adesso sono i lavoratori che scelgono le aziende e non viceversa. E è necessaria a mio avviso una regolamentazione della parte degli Airbnb, perché questa, pur non andando direttamente a toccare magari alcune località, ma porta con sé una spinta inflattiva sulle case che poi si estende un po' a tutti i territori, e quindi una regolamentazione degli alloggi temporanei a mio avviso va fatta non tanto per creare una barriera, ma per regolamentare bene un'esigenza che è espressa da tipologie di turisti che non andrebbero negli hotel, ma che porta con sé una spinta inflattiva sull'abitazione e quindi anche sugli alloggi riservati ai lavoratori. A mio avviso qui ad Abano stiamo cercando di lavorare insieme all'associazione di categoria per cercare addirittura di recuperare qualche struttura abbandonata o cercare di favorire la messa insieme di imprenditori, perché la mancanza di alloggi per una località turistica per i lavoratori equivale a una mancanza di un'infrastruttura, e questo credo che dobbiamo affrontarlo con le armi che abbiamo, sicuramente ragionando anche con i privati che possono essere interessati a creare le condizioni per trovare degli alloggi che siano numericamente superiori a quelli ad oggi a disposizione. Gottardo, un passaggio anche con lei su questo, anche perché poi la situazione è sicuramente diversa a seconda delle varie aree, no, del nostro Veneto, però insomma, in alcune città è particolarmente importante, è particolarmente sentita, anche a Padova ad esempio non si trovano, si fa fatica a trovare strutture. Parlavamo con l'assessore Colasio che diceva abbiamo bisogno di strutture alberghiere perché abbiamo anche la fiera e non sempre riusciamo a gestire la grande mole di visitatori che evidentemente saranno sempre di più. Allora, per dare qualche numero, in Veneto a regime abbiamo circa 200.000 lavoratori che operano nel turismo, di cui 60.000 direttamente negli alberghi, quindi stiamo parlando di 200.000 persone che lavorano nel turismo, circa il 5% della popolazione della nostra regione, che di fatto da qualche anno, direi ormai da un paio di lustri, non è più esclusivamente autoctona e che quindi ha la necessità in qualche modo di trovare delle risposte alla residenzialità e alla socialità e alla sua socialità che siano efficaci e noi ci auguriamo durature nel tempo. Quindi diceva bene il sindaco di Abano, da qui ai prossimi anni il tema della gestione del capitale umano, non solo in termine dal punto di vista della qualificazione, della riqualificazione delle competenze, ma proprio dal punto di vista della sua gestione in termini sociali e di residenzialità e di servizi di comunità, è uno dei temi principali, se non il tema principale, che gli imprenditori e gli operatori del turismo dovranno affrontare da qui ai prossimi anni. Per quanto riguarda viceversa il tema delle locazioni brevi, è un tema che è sicuramente più sentito
nelle città d'arte, nei capoluoghi di provincia, prima ancora che nelle destinazioni leisure. Anche nelle destinazioni leisure comincia ad essere sentito, e è un tema che credo si leghi più che a un contraddittorio tra locatori brevi e imprenditori turistici, perché credo che in un mercato grande come quello turistico ci sia spazio per tutti, però anche qui è un tema da ancorare molto fortemente ad un sistema di regole che deve essere rispettato da tutti. Noi abbiamo sempre il nostro claim come imprenditori alberghieri: stesso mercato, stesse regole, quindi ben vengano altri operatori che però chiaramente, se operano nello stesso mercato e nei confronti degli stessi target di clienti, utilizzino gli stessi prerequisiti e le stesse norme che utilizziamo anche noi, altrimenti viceversa rischiamo si instauri una concorrenza sleale. Tema però credo sia ancora più centrale in prospettiva, e che per certi versi si lega anche alle questioni dell'overtourism, chiaramente è quello di crescita sostenibile delle città. Cioè, io mi chiedo da qui ai prossimi anni che città avremo se tutti gli appartamenti e tutte le case saranno utilizzati non più da residenti ma da turisti. Quindi io credo che il tema dell'experience resti una componente fondamentale per quanto riguarda la fruizione della vacanza per gli ospiti, soprattutto per quelli che vengono dall'estero. Senta, Crista Boschiana, la vedevo annuire su tutto quello che ha detto il direttore. Esattamente, ha detto delle cose veramente molto utili anche per la località di Jesolo, praticamente siamo molto allineati su quello che ha detto. Allora, lei ha detto non ha aperto, però si sta preparando, no? Per la stagione. Noi ci stiamo preparando, a fine aprile, come la maggior parte degli altri colleghi, apriremo praticamente tutti e come detto ci sono veramente delle buone prospettive per fare una bella estate. Avete immaginato degli incentivi per attirare personale? Allora, qui pare è che una notizia nuova che ho letto anch'io recentemente. Venerdì mi pare è stato firmato questo accordo e un'associazione del territorio ha appunto creato dei bonus normati che io devo sinceramente ancora approfondire, però credo sia veramente un'attività utile per mantenere fidelizzazione tra i nostri collaboratori e per invogliarli a rimanere nella nostra località. Quindi è la strada giusta secondo voi? Secondo me sì, era una cosa che poteva essere fatta da tempo e quello che mi fa piacere comunicare è che tutto va fatto in modo strutturale, non dobbiamo subire l'evento e agire in immediato perché c'è un'emergenza, ma strutturalmente organizzarci, come è stato fatto in questo caso, per affrontare le situazioni future non come eventi ma come una situazione da poter sostenere. Grazie Crista Boschian, e buona giornata. Albergatrice qui anche insomma a nome di Confapi. Grazie a Federico Barbierato, primo cittadino di Abano Terme, Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Veneto, grazie per essere stati con noi e commentato insomma un po' questi dati che fanno ben sperare per il ponte di Pasqua. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora noi riusciamo a collegarci con la nostra Daniela Sizia, mi dicono di sì, con Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 di Treviso. Eccoci Daniela, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Oggi 11 aprile è la giornata mondiale del Parkinson. Qui a Treviso una firma importante di un manifesto, ce ne parla il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Gli obiettivi di questo importante protocollo? Intanto sono 30 punti molto ben articolati. Allora, come tutti sappiamo, la malattia di Parkinson è una malattia ovviamente che colpisce gli over 50 in particolare. Ce ne sono circa 3 ogni 100.000 abitanti, ma sta molto aumentando perché è molto collegata anche all'età. Solo in provincia di Treviso seguiamo oltre 1.000 pazienti, quindi un numero adeguato, ma è comunque un iceberg, nel senso che nel momento in cui si farà prevenzione, ci si accorgerà di quali sono i sintomi iniziali, sicuramente avremo più persone. È una rete forte perché vede i sindaci, l'ASL e i sindaci con i centri di sollievo che stanno aumentando in provincia di Treviso e dove le persone ovviamente colpite da questa malattia potranno avere e le loro famiglie un po' di sollievo. E poi prevede la formazione di caregiver, cioè delle persone che sono a fianco a questi, e poi ovviamente la ricerca, perché è fondamentale ricercare e trovare anche nuove terapie, e contemporaneamente la parte della prevenzione che è fondamentale, cercando ovviamente di fare un patto con i medici di famiglia
per cercare di individuare i primi segni in modo tale da poter prevenire poi l'accesso della malattia. Ecco, direttore, lei parlava dei primi sintomi, proprio in breve quali sono i sintomi per cui una persona potrebbe accorgersi di avere questa patologia? Beh, sicuramente la sonnolenza, poi anche problemi alla vista, ma quando iniziano purtroppo i tremoli siamo già in una fase avanzata dove il 50% delle possibilità dell'individuo si sono, come dire, un po' consumate, per cui è importante che nel momento in cui la persona lamenti dei segnali legati alla stanchezza eccetera eccetera, che vada al suo medico di famiglia e faccia degli accertamenti più approfonditi con gli specialisti in modo da poter quindi individuare in modo preventivo la malattia. Ecco, direttore, cambiando l'argomento solo per un attimo, ieri Pasqua, come è andata? Abbiamo saputo insomma tante le chiamate al 118. Sì, come al solito quando ci sono le feste chiaramente le persone si muovono, si spostano e poi in questa stagione, quindi questo cambio di stagione, sono frequenti anche le infezioni gastrointestinali. Ogni anno col cambio di stagione succedono queste cose. L'unica raccomandazione che faccio a tutti in particolare è di stare attenti ovviamente quando si mangiano prodotti freschi e poi l'altra parte è la guida. L'attenzione alla guida, perché abbiamo avuto in questo fine settimana un aumento di incidenti stradali. La ringrazio davvero, direttore. È tutto da Treviso, linea allo studio. Grazie alla nostra Daniela Sizzi. Allora noi abbiamo terminato, sì, è il momento delle previsioni del tempo, andiamo a vederle, poi pubblicità e a seguire uno spazio dedicato alla sanità e al benessere. Parleremo di ictus, quindi rimanete in nostra compagnia, tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, tempo in prevalenza buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 11 aprile ci mostra un contesto asciutto. Al mattino avremo molte nubi, col passare delle ore sarà via via più sereno. Tuttavia non si escludono dei fenomeni, specie sui settori più orientali della nostra regione. Temperature in aumento, minime tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 16 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà in prevalenza nuvoloso inizialmente. Nel pomeriggio rasserenamenti alternati a qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui, con qualche addensamento in genere innocuo. Temperature minime sui 2-4 gradi, massime intorno ai 20 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.